Bene, allora buongiorno a tutti e a tutte. Iniziamo appunto questa conferenza stampa di presentazione di un progetto di legge a mia prima firma che mi è molto caro e proverò a dire perché, e ringrazio prima di tutto tutte le persone che sono intervenute, che sono venute e che poi interverranno, perché la conferenza stampa di oggi vuole essere un momento corale. Io semplicemente ho messo la prima firma di qualcosa che però vorrei si capisse e si capirà dopo dagli interventi. È un progetto corale e comune. Il progetto di legge che oggi presentiamo fa parte di uno dei temi su cui il Veneto che vogliamo, movimento civico, ha portato l'attenzione qui dentro varie volte, il tema dei diritti civili. È il terzo momento di conferenza stampa su delle questioni su cui io credo questa regione dovrebbe fare molto di più. In particolare oggi parliamo di un progetto di legge chiave su questo tema perché mira a contrastare ogni discriminazione per quanto riguarda l'identità di genere, l'orientamento sessuale, temi su cui ancora questo Paese e questa regione deve fare un passo da giganti, e proverò a dire perché con alcuni dati che trovate anche in introduzione del progetto di legge. Una ricerca fatta da Istat e UNAR fa vedere 3 dati secondo me allarmanti e pesantissimi. Il fatto che il 41,4% delle persone che hanno risposto a un questionario, appunto a questa indagine, hanno uno svantaggio nella propria vita lavorativa in base al proprio orientamento sessuale. Il 61,2% non parla della propria condizione personale al lavoro per paura di discriminazione. 1 su 3 che ha risposto ha una discriminazione nell'accesso al lavoro, nella ricerca del lavoro. Ecco, solo questo ci fa capire che siamo in un paese rispetto ad altri europei e non, che devono fare passi da gigante. In aula oggi, all'interno di questo Consiglio regionale, lo dicevo prima a chi interverrà dopo di me, abbiamo dovuto sentire e assistere a delle parole gravissime, pronunciate da membri del Consiglio regionale e di questa maggioranza. Prima mi chiedevo se citarle o meno, perché ogni volta che le devo citare mi sento in difficoltà. Però il collega Formaggio, da sindaco, che dice che bisogna inserire una tassa sui gay per raccogliere fondi per finanziare le famiglie che invece non lo sono e che sono in difficoltà, io penso sia una frase talmente aberrante che non devo nemmeno commentarla. E allora perché siamo qui oggi? Perché se il presidente Zaia invece in altri virgolettati, in altre dichiarazioni, si è dichiarato aperto, ha parlato di un centrodestra che deve cambiare pelle, che deve essere più aperto rispetto al tema dei diritti civili e deve ammodernare anche all'interno del proprio partito un pensiero invece retrogrado. La domanda che io faccio è: vogliamo quindi oggi, con questo progetto di legge che viene presentato, dare un segnale concreto che quello che viene raccontato a parole sui giornali è vero? Perché la domanda è semplicemente questa, perché un conto è fare politica spettacolare, quindi intervenire sui giornali e dirsi aperto ai diritti civili, come è accaduto ad esempio sul fine vita, per fare un paragone. L'altro conto è concretamente far atterrare, come piace a dire a lui, pancia a terra, delle politiche che portano del cambiamento della vita quotidiana delle persone. Allora oggi siamo qui, siamo a un bivio, e vorrei proporre a questa maggioranza di scegliere quale via vuole intraprendere, cioè la via della politica spettacolo, parlare a favore dei diritti civili ma poi non agire, la politica di chi in maniera aberrante pronuncia certe frasi dentro anche l'aula del Consiglio, o la via di chi dice finalmente ammoderniamo anche un centrodestra su proposta in realtà ovviamente di noi e del mondo che è qui seduto di fronte a me che fa questa proposta, e quindi finalmente definiamo e facciamo un punto, no? Mettiamo un punto chiave di partenza diverso dal passato. Ecco, semplicemente si deve scegliere tra queste 3 vie. Quindi questo progetto di legge che oggi presentiamo io spero vada in discussione in commissione competente, spero e voglio spingere affinché arrivi in aula prima della fine di questa legislatura, perché bisogna in qualche modo rispondere a questa domanda: quale via davvero questa maggioranza vuole scegliere sul tema dei diritti civili e in particolare per quanto riguarda il contrasto alle discriminazioni sul proprio orientamento sessuale o di genere. Chiudo con 3 punti, perché ovviamente ci si chiede che cosa contenga questo progetto di legge concretamente, visto che ho parlato di concretezza. Allora, prima volevo dirvi che al punto 1 c'è qualcosa di poco concreto, ma che secondo me è importante ribadire, cioè dire che nel nostro statuto, all'articolo 5,
noi garantiamo all'interno del nostro Consiglio regionale, quindi nel nostro statuto, la Regione ha uno statuto che dice che garantisce ad ogni persona la libera espressione del proprio orientamento sessuale e dell'identità di genere. Lo abbiamo nel nostro statuto, non possiamo sentire certe frasi in Consiglio regionale, quindi se questa proposta di legge andasse avanti, noi avremo modo di avere una legge che sancisce chiaramente che chi pronuncia un certo tipo di espressioni aberranti non è in linea con quanto è stato approvato da una norma. Ma poi abbiamo delle cose più concrete, se vogliamo definirle così, anche se quello che ho appena detto concreto lo è. Il primo tema è il tema del lavoro. L'ho detto prima, i dati parlano chiaro, allora con questa proposta di legge proponiamo, e lo propongo all'assessore al lavoro Mantovan appena insediata, vogliamo fare qualcosa affinché i servizi per il lavoro di questa regione abbiano misure adeguate per prevenire le discriminazioni nella ricerca del lavoro, ad esempio nelle pubbliche amministrazioni, intervenendo appunto non solo nei codici di comportamento delle PA, ma anche all'interno dei comitati unici di garanzia. Oppure lo vogliamo fare nelle imprese, visto che abbiamo Veneto Lavoro e non solo, che può lavorare ad esempio sulle certificazioni per quanto riguarda la responsabilità sociale, che riguarda appunto il fatto che le imprese siano anch'esse supportate dalla Regione nel dire ci sono dei comportamenti che devono essere sanzionati. Il secondo punto è il tema della scuola, chiave. Abbiamo visto anche qui dichiarazioni secondo me non all'altezza, dirò così, di una regione di questo tipo, cioè pensare che ci si debba lavare le mani per quanto riguarda la carriera alias, ad esempio dei ragazzi più giovani che stanno all'interno delle università e delle scuole. L'assessore Mantovan pochi giorni fa, rispondendo ad un'interrogazione, ha detto lasciamo le scuole libere di scegliere. L'assessore precedente diceva no alle carriere alias, Elena Donazzan. Noi invece qui diciamo la Regione ha una competenza, può lavorare con l'ufficio scolastico regionale, può lavorare con le università dove ha diretta competenza e dobbiamo ad esempio riconoscere che anche qui non solo bisogna lottare contro le discriminazioni, ma favorire alle giovani generazioni la possibilità di scegliere. Terzo punto, e poi chiudo, il tema della violenza. Questo PDL ha il titolo molto chiaro. Noi abbiamo dei dati che ci fanno vedere che in questo Paese, anzi parlerò poi sui dati, in questo Paese ci sono troppe situazioni di violenza per quanto riguarda l'identità di genere o l'orientamento sessuale. Dico troppe perché i dati non parlano abbastanza chiaro, perché ancora non si denuncia. Ed è il motivo anche per cui non c'è una legge nazionale. Avete visto, abbiamo discusso del dibattito in Parlamento. Come è stato quel dibattito, no? Per quanto si provava a livello nazionale a proporre invece una norma che lavorasse su questa proposta, a firma ovviamente del parlamentare Alessandro Zan. Allora, nel momento in cui noi qui abbiamo invece la possibilità di intervenire, lo possiamo fare concretamente con alcuni servizi di competenza regionale. Ad esempio lavorando con i centri antiviolenza dedicati. Abbiamo anche qui lungamente dibattuto se la violenza di genere dovesse avere dei fondi dedicati, no? Oppure se anche chi si occupa di violenza femminile doveva in qualche modo occuparsi anche di violenza che è invece rivolta verso la comunità LGBT. Invece noi abbiamo detto no, bisogna avere dei fondi aggiuntivi perché è una questione diversa, più complicata forse, che ha bisogno anche di un lavoro sul territorio per far arrivare le persone in maniera più profonda. Allora il centro spolato, che abbiamo provato e abbiamo sostenuto con alcuni emendamenti votati da quest'Aula all'unanimità, che a Padova ha visto per 2 anni essere finanziato dalla Regione del Veneto, noi vorremmo che con questo progetto di legge diventasse prassi, norma. Non deve servire la consigliera Ostanel che fa gli emendamenti in aula per finanziare un centro che si occupa di violenza di genere, dovrebbe essere nelle politiche ordinarie della Regione del Veneto. Io mi fermo qui perché ho fatto appunto 3 esempi, il progetto di legge ha tante cose ma non mi voglio dilungare e vorrei soprattutto dare la parola agli ospiti in realtà di oggi. Lascerò poi ovviamente la parola anche ai colleghi consiglieri che sono intervenuti, che hanno firmato la proposta di legge, Renzo Masolo di Europa Verde, Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, poi se si affaccerà qualcun altro lo citeremo e lo faremo ovviamente intervenire. Vi ringrazio di essere qui perché avete sostenuto la proposta e poi ovviamente vi invito a intervenire. Però prima
Volevo chiedere invece, perché questo è un momento corale, io vorrei davvero che si capisse dalla vita concreta delle persone che alle volte hanno subito anche i temi di cui oggi abbiamo trattato, cosa significa e cosa la Regione dovrebbe fare. Quindi invito a parlare nell'ordine che ho qui nel mio schema, per Arcigay Chiara Cuccheri, presidente di Arcigay Padova. Ringrazio anche tutti i presenti in realtà delle altre province, quindi Luca Pesce, presidente di Milka Arcigay Verona, Luca Zarbato di Arcigay Vicenza e Nicola Pizzamiglio di Politropia Arcigay Rovigo. E quindi invito Chiara Cuccheri a intervenire sul palchetto qui vicino a me. E dopo, e così presento e sapete già un po' l'ordine di intervento, interverrà per il Centro Antidiscriminazioni LGBT Plus Spolato Mattia Galdiolo, presidente appunto del centro, che in qualche modo oggi presenterà anche i dati che riguardano il centro di cui prima parlavo. Per l'associazione Famiglie Arcobaleno, su cui appunto poi direte voi, ma è una battaglia che abbiamo seguito fin dall'inizio e sono molto felice di poter oggi ascoltarvi, Daniela Ghiotto del Direttivo Nazionale Famiglie Arcobaleno e anche c'è presente Irina Sharapava del Direttivo Nazionale Famiglie Arcobaleno. E per Agedo, l'associazione appunto genitori gli omosessuali, interverrà oggi Marina Melotti, presidente di Agedo Verona, e sono qui anche Stefano Martinelli, segretario di Agedo Verona, e Claudia Balsamo, coordinatrice di Agedo Triveneto, scusate, che ringrazio. Bene, lascio la parola a Chiara e grazie mille. Grazie intanto per l'invito e grazie per essere qui. Io ci tengo a dire quanto è importante avere una legge regionale contro l'omo-lesbo-bi-transfobia, perché questo governo, questa maggioranza di estrema destra non ci permetterà di avere diritti che ci spettano e che noi perdiamo con il nostro coming out. Noi abbiamo tutti i diritti finché non ci dichiariamo come lesbiche, gay, bisessuali, trans, asessuali, persone intersex. Queste leggi servono a tutelare le persone che nella comunità LGBT subiscono discriminazioni, e la discriminazione non è solo quando ci picchiano per strada, la discriminazione non è solo quella che finisce sui giornali, la discriminazione è sistemica ed è per questo che servono le leggi. È per questo che abbiamo bisogno di tutele concrete e appunto non una tantum. Non abbiamo bisogno del contentino, abbiamo bisogno di uno Stato che ci tuteli e che si prenda cura di noi. Sappiamo che non è possibile con questa maggioranza e, come ha detto benissimo prima la consigliera Ostanel, questa sarà una prova per Zaia e per la sua corrente di dimostrare quello che già nel 2019, se vi ricordate, aveva detto al Congresso della Famiglia di Verona, ovvero che l'omofobia è la vera malattia. Io non la derubricherei a malattia, non la derubricherei a qualcosa di strano e di particolare, perché è pervasiva della nostra società. Allora adesso questa maggioranza ha l'opportunità di schierarsi non dalla parte della civiltà, non dalla parte dei diritti, dalla parte dell'equità sociale, di garantire le stesse opportunità a tutte, tutti e tutte, senza discriminazione. Perché noi, appunto, poi ne parlerà anche meglio Mattia per il centro spolato, vediamo ogni giorno Arcigay Padova esiste dal 1997, Arcigay esiste dal 1980. Sono 44 anni che noi vediamo ogni giorno perché abbiamo senso di esistere come associazioni tutte, perché dobbiamo portare avanti questo lavoro. Il governo non fa altro che peggiorare la nostra situazione, con leggi inutili, come il DDL Varchi appena approvato, che nonostante non avranno con ogni probabilità un vero riscontro nella giurisprudenza, alzano l'odio nel dibattito pubblico. Ed è questo il problema, è questo che porta poi alle discriminazioni che finiscono sui giornali, a farci menare per strada.
Quindi per questo è importante, per questo noi anche proporremo degli eventi in tutta la regione per presentare questa proposta di legge, per continuare a parlarne, perché è importante, perché dobbiamo tenere alta l'attenzione, perché dobbiamo continuare a lottare per i diritti di tutte, tutti e tutte. E non possiamo fermarci. Quindi grazie mille a tutte e a tutti e tutte. Mattia Galdiolo, prego, grazie. Allora, alcune informazioni sul centro, perché immagino che sia qualcosa di nuovo per la maggior parte. Scusate. Alcune informazioni sul centro Spodato che immagino sia qualcosa di nuovo, in effetti lo è, perché è un centro inaugurato a maggio del 2022. Il centro Spodato è una realtà che mescola pubblico, perché è un servizio attivato dal Comune di Padova su un finanziamento di UNAR, e privato, nel senso che è gestito e coordinato da Boramosa, Arcigay e Statpink, che sono 3 associazioni LGBT. Il centro Spolato ha sede a Padova e si rivolge a un'utenza regionale, per cui ha come bacino di riferimento l'intera regione, però inevitabilmente la maggior parte degli accessi sono su residenti del Padovano limitrofi. Scusate un attimo, non capisco. Ecco. Io vi ho fornito qualche dato sugli accessi, sulla tipologia di utenza del centro Spolato, per darvi che immagino serva nel momento in cui si ragiona su una legge che va a cercare di dare maggiore tutela alla comunità LGBT. Il centro Spolato è un progetto ovviamente sperimentale, perché è un progetto appena nato, per cui non può ovviamente contare su una notorietà e su una cultura dell'accesso da parte della nostra comunità. Stiamo lavorando perché la nostra comunità si abitui a usufruire dei servizi che cerchiamo di mettere a disposizione, per cui i dati che noi abbiamo, che parlano di circa 117 accessi solo nel 2023, sono dati che vanno presi tarando il fatto che la nostra comunità non è abituata, non ha mai avuto questo tipo di servizi, per cui non è abituata ad usufruirne. Per cui noi siamo consapevoli che questi accessi di fatto si riferiscono a quella che può essere definita come la punta di un iceberg culturale e di comunità. Sicuramente, come è stato per i centri antiviolenza circa 20 anni fa, si è passati da poche decine di denunce all'anno a migliaia solo nella regione Veneto, per cui ci aspettiamo che la nostra comunità abbia una curva di ascesa più o meno simile. Di fatto dal 2022 al 2024 noi abbiamo visto degli accessi moderatamente crescenti. Ok. Come lavora il nostro centro? Il nostro centro lavora principalmente tramite colloqui in presenza. I servizi attivati che vengono attivati più spesso sono supporto psicologico, supporto legale, supporto diciamo di carattere legale per i permessi di soggiorno per i migranti LGBT e supporto di segretariato sociale per il lavoro e la ricerca del lavoro e la ricerca delle abitazioni, che sono di fatto un elemento critico per parte della nostra comunità. La maggior parte, e questo ci dà un po' il polso di quello che dicevo prima, la punta di un iceberg. Di fatto la maggior parte degli accessi vedono come categorie prevalenti maschi cisgender gay e persone trans. Questo perché? Perché sono la fetta di comunità che più facilmente è socializzata e abituata ad usufruire di servizi di questo genere. Chiaramente ci sono delle fette significative della nostra comunità, che sono per esempio donne lesbiche, persone come dire, con livelli di socializzazione più bassi e in fasce di età diverse, come per esempio quelle degli over 55, che essendo meno inseriti socialmente e avendo meno contatti con la comunità, fanno più fatica ad accedere a questo tipo di servizi. E ovviamente il nostro impegno è di cercare di rendere il nostro servizio più accessibile possibile a tutta la nostra comunità. Questo chiaramente è un problema dovuto al fatto che il servizio è appena nato e soprattutto è un servizio che è
è geolocalizzato in una città specifica. Ovviamente noi puntiamo e aspiriamo che servizi come il nostro siano presenti in tutte le città del Veneto e siano presenti in maniera più capillare anche in altre regioni. Tenete presente che il nostro centro è l'unico in tutto il Triveneto, il Friuli Venezia Giulia è completamente sguarnito. Ovviamente si parla anche di fasce d'età più avanzate, hanno ovviamente meno contatti sociali e più difficoltà di accesso a questo tipo di servizi. Come dicevo prima, noi abbiamo cercato di coprire quasi quelli che ritenevamo essere i bisogni primari della nostra comunità. Abbiamo messo il supporto psicologico come servizio di punta e in effetti, come prima accennava Chiara e la consigliera Stanel, la nostra comunità vede come bisogno primario quello del benessere psicologico e psichiatrico. Questo perché? Non perché la nostra comunità abbia di per sé una maggiore incidenza di problemi psicologici, ma perché la discriminazione che la maggior parte della nostra utenza subisce non è episodica, non c'è il singolo episodio di violenza o di discriminazione. La discriminazione che i nostri utenti lamentano e per cui si rivolgono a noi è strutturale, è sistemica, fa parte sia di quello che è l'ambiente culturale in cui vivono, sia dei servizi a cui non riescono ad accedere. Molti nostri utenti lamentano grosse difficoltà nell'accedere ai servizi sanitari, per esempio, e noi abbiamo attivato anche dei servizi di accompagnamento ai servizi del territorio, perché alcuni sono assolutamente proibitivi per parte della nostra utenza e soprattutto hanno difficoltà di inserimento sociale, ci sono delle difficoltà legate al contesto sociale di provenienza. Per cui quello che si è detto prima è assolutamente vero e lo dicono i dati della nostra utenza, non è l'episodio di violenza che crea il problema, ma è il substrato culturale e istituzionale che crea una discriminazione di fatto pervasiva in tutti gli aspetti della vita. Di fatto è penso un'esperienza di qualsiasi persona della comunità LGBT, non c'è nessuno che nella propria vita non abbia avuto quantomeno paura di subire delle discriminazioni o delle ostilità in qualsiasi ambiente, dalla scuola al lavoro alla vita quotidiana. E questo si chiama minority stress e questo genera ovviamente dei profondi malesseri. Questo è l'altro elemento significativo su cui concentrarsi. Il 59% della nostra utenza non si rivolge a noi non per percorsi episodici, come dicevo prima, ma per percorsi di lungo periodo. Vale a dire che sui 117 casi dello scorso anno, circa più della metà sono ancora in carico al centro per servizi e per percorsi di lungo periodo. Questo vi fa capire anche che non è un'utenza one spot, ma è un'utenza che richiede percorsi e un lavoro sia in ambito psicologico sia nell'ambito del benessere più in generale, complesso, multidisciplinare e soprattutto non breve. Ecco, questo è un altro elemento che forse non piacerà alla maggioranza di questa regione e di questo governo, però di fatto il diritto d'asilo esiste e molti dei nostri utenti ne fanno uso perché sono utenti con percorsi o background migratori. Si rivolgono al centro per un supporto paralegale per il percorso di richiesta d'asilo. Chiaramente questa è un'utenza particolarmente fragile perché richiede sia un supporto all'integrazione socioculturale, nel senso che chiaramente hanno tutte problematiche legate a un background migratorio, ma hanno anche le problematiche legate a far parte della comunità LGBT, per cui anche sia nell'inserimento nelle comunità di appartenenza, sia nell'inserimento nella società italiana. Per cui è un'utenza particolarmente fragile che richiede degli accompagnamenti specifici che noi forniamo e che richiedono anche un'interfaccia importante con i servizi del territorio che non sempre sono come dire, all'altezza delle necessità della nostra utenza. Lo dico non per lamentarmi, ma perché è un dato di fatto, è una problematica strutturale che i servizi presenti sul territorio non sono sempre in grado di far fronte ai bisogni del territorio. Non va avanti. Questi sono gli utenti dell'ultimo trimestre analizzato, che sono il trimestre estivo, per cui sono come dire, dati che presentano un gap dovuto al periodo estivo, per l'appunto. Si parlano di circa 38
ore di servizi erogati per 16 nuovi utenti. Questo vuol dire che ci sono stati 16 nuovi accessi solo nei 3 mesi estivi e circa 30 ore di servizi sia per l'utenza nuova sia per l'utenza pregressa. Sono dati che, ripeto, vanno tarati con il parametro di un servizio appena nato, già localizzato su Padova e che richiede ancora un importante lavoro di comunicazione e di sensibilizzazione del territorio, della comunità, perché si stabilizzi anche nei suoi accessi. Questo non vuol dire che sono dati da sottovalutare, sono comunque dati che parlano di un servizio che è molto risponde a un bisogno effettivo. Forse la nostra comunità non è abituata a farne uso, questo è un altro dato su cui riflettere. Prospettive future, diciamo che come dicevo prima, l'azione strategica più importante per noi è la comunicazione. In questo senso, sia per la nostra comunità, che deve abituarsi a rivendicare quelli che sono i suoi diritti, sia come cittadini, sia come utenti di un servizio della pubblica amministrazione, sia come territorio. Servizi come il nostro non servono in una città, servono in tutte le città e devono essere comunicati in maniera capillare in tutti i paesi del Veneto. Noi sappiamo che la maggior parte delle discriminazioni non vengono agite nelle città più grandi, vengono agite nei piccoli paesi, nella provincia, ed è lì che va comunicata una cultura della denuncia, nel caso serva, ma soprattutto una cultura del benessere delle persone LGBT, che è quello che forse manca di più. La proposta di legge che è presentata oggi va assolutamente in questo senso, perché dà stabilità a servizi come il nostro e innesca un cambiamento culturale di cui la nostra comunità, come potete vedere, ha profondamente bisogno. Vi ringrazio. Grazie mille. Invito appunto a parlare Daniela Ghiotto per l'Associazione Famiglia Arcobaleno. Prima di darle la parola, però, volevo così mettere l'attenzione su 2 cose. Uno, volevo ringraziare Arcigay anche per la proposta di fare degli eventi sul territorio del Veneto a sostegno della proposta, quindi vi ringrazio davvero per averlo pensato e insomma per metterlo in campo. E 2, io spero davvero che questa legge sia l'inizio per rendere percorsi come il Centro Spolato stabili, aperti in altri comuni del Veneto, come parlavamo prima rispetto a Verona, a Vicenza, altre città, perché, e lo voglio puntualizzare, la Regione può fare molto, è vero anche che i comuni possono fare molto. Il caso di Padova ci ha fatto vedere che dove c'è un comune che poi collabora si riesce a fare anche un passo in più, quindi io credo che davvero dovremmo riuscire con questa proposta di legge a rendere questi sforzi permanenti, e quindi vi ringrazio per il contributo che avete portato e lascio la parola a Daniela Ghiotto. Grazie, io sono Daniela Ghiotto e parlo a nome di Famiglia Arcobaleno, di cui faccio parte. Sono veneta, nata e cresciuta in questa regione, e io credo che abbiamo un grosso problema. Abbiamo un problema nazionale e regionale. Abbiamo milioni di persone che subiscono da quando nascono alla fine dei loro giorni violenza per quello che sono come persone nella loro essenza. Io credo che dobbiamo farcene carico, perché siamo una regione ricca di molte opportunità, di molte risorse anche economiche, e il passo avanti da fare è un passo che va verso una regione più democratica, che si fa carico della violenza che alcune e alcuni dei suoi cittadini subiscono. Noi abbiamo esempi, un caso ogni 2 giorni di persone che denunciano violenze di vario genere, e tutto il sommerso, tutti i dati che non emergono anche per paura di denunciare. Non sappiamo quanto sia la stima reale, proprio perché manca una legge che ci dia un'idea anche numericamente di quanto la violenza omofobica intacchi e vada a erodere la serenità delle nostre vite. Come
Famiglia Arcobaleno abbiamo da 20 anni l'obiettivo di vedere riconosciute le nostre famiglie, ad esempio. Noi siamo famiglia a tutti gli effetti, composte da 2 madri o 2 padri, siamo dei genitori che hanno dei figli che incontrano a loro volta delle violenze, delle difficoltà che sono istituzionalizzate. Il nostro problema, quello che chiediamo, è di essere semplicemente riconosciute come le altre famiglie, di avere gli stessi diritti e gli stessi doveri, di vedere riconosciuti i nostri figli alla nascita, così come ad esempio ha fatto il sindaco di Padova, permettendo ad esempio a mia figlia di avere fin da subito 2 figure genitoriali, di essere protetta pienamente, di avere tutte le tutele come tutti gli altri minori nati in questo paese. Il tema secondo me fondamentale di cui ci dobbiamo far carico è che quando le parole d'odio arrivano dalle figure istituzionali, dalle figure più alte, arrivano da persone che dovrebbero rappresentare le cittadine e i cittadini, rappresentarli tutti, non solo quelli che piacciono o meno o quelli che assomigliano o meno. Noi abbiamo un problema che è alla radice, culturale. Tutti i giorni sentiamo dire cose tremende, violentissime, aberranti, ma non le sentiamo dire solo nella strada, a scuola, nel luogo di lavoro, dai nostri familiari spesso, perché parte della violenza parte dalle famiglie di origine, che hanno introiettato una cultura omofobica. Noi queste parole d'odio le sentiamo dire da rappresentanti dello Stato, da rappresentanti della ragione, e questo secondo me è la cosa che fa più male e che ci fa vergognare di essere italiane e di essere venete. Abbiamo bisogno di veder cambiare culturalmente il paese. Questa legge va in quella direzione perché parla molto, è un tema che a me sta a cuore perché sono un'insegnante, parla molto anche di formazione. Noi abbiamo bisogno di formare le persone che lavorano a contatto nelle pubbliche amministrazioni, a contatto con il pubblico, affinché non vadano a fare un'ennesima violenza a chi si presenta agli sportelli. Dunque abbiamo bisogno di lavorare su formazione nelle scuole, sulla formazione negli uffici pubblici, del personale sanitario, in tutti quegli ambienti dove le persone LGBT incontrano un'ennesima, ulteriore violenza. Quando non si viene riconosciuti o vengono fatte delle domande o viene reiterata un'idea sbagliata. Noi dobbiamo lottare contro gli stereotipi e questa legge va in quella direzione, va a costruire un percorso di civiltà e di democrazia e questo dovrebbe essere cuore di tutti e di tutte, non solo di una parte politica, ma di tutto un paese veramente democratico. Grazie. Grazie mille. Tra l'altro abbiamo chiesto anche al Consiglio regionale di esprimersi con una mozione che verrà discussa, io spero già oggi, se no martedì prossimo, sulla questione diretta di cui appunto Famiglia Arcobaleno si sta occupando, e quindi io spero appunto lì di non sentire più le parole d'odio e spero che anche l'appello di oggi, al di là della legge, porti anche il Consiglio regionale ad usare un altro linguaggio, e ti ringrazio per quanto hai detto rispetto anche al fatto che le figure politiche non dovrebbero appunto nemmeno pronunciare certe parole e che questa legge dovrebbe essere di patrimonio, diciamo, indipendentemente dal colore politico di chi la propone o di chi la riceve. Grazie. E per Agedo chiamo appunto Marina Melotti, Presidente di Agedo Verona. Grazie. Allora, innanzitutto grazie a Elena Ostanel, alla consigliera Elena Ostanel, per questa importante iniziativa e per averci invitato. Presento brevemente l'associazione Agedo. Agedo è un'associazione di genitori, parenti, amici, amiche di persone LGBT+, nata nel lontano 1993 ed è presente su tutto il territorio con sportelli e sedi. Nella regione Veneto ci sono quattro sedi che coprono tutto il territorio della regione. Lo scopo principale di Agedo è quello di aiutare i familiari delle persone LGBT+, nel delicato momento del coming out in famiglia. In occasione della recente giornata internazionale del coming out, che si è svolta l'11 ottobre, dati UE hanno evidenziato come il 57% delle persone LGBT+, non rivela il suo orientamento sessuale, non rivelano l'orientamento sessuale o l'identità di genere. Ancora oggi per molte persone l'invisibilità è l'unica forma di difesa. Come Agedo noi incontriamo i genitori che attraversano un periodo di difficoltà a seguito del coming out di un figlio o di una figlia.
È in questi momenti noi che sentiamo, avvertiamo proprio la paura delle famiglie riguardo alla violenza e alla discriminazione. Per questo chiediamo che questo progetto di legge venga discusso e approvato nel Consiglio regionale del Veneto. Questo lo dobbiamo a tutte quelle ragazze, a tutti quei ragazzi che si sono sentiti abbandonati dagli applausi alla bocciatura del DDL Zan. Lo dobbiamo a tutti coloro che ogni giorno si nascondono per paura, non sono se stessi sul luogo di lavoro, nella famiglia, con gli amici. Iniziative come questa possono fare la differenza affinché i diritti siano veramente diritti per tutti. Ci sono tante persone che aspettano risposta. Questo progetto di legge dà risposte valide e concrete, riferendosi a tutte le varie forme di discriminazione, affrontando tutte le varie forme di discriminazione, e propone soluzioni sia nel campo scolastico, lavorativo e anche nella società in generale, insomma. Ancora grazie veramente a Elena Ostanel per essersi presa questo incarico, insomma, ecco. La ringrazio molto per aver anche preso posizione proprio. Grazie. Grazie a voi. Grazie mille e grazie per aver puntualizzato e posto l'attenzione sul tema dell'invisibilità, perché ho la certezza e non il pensiero che in questa regione più di altre ci sia questa questione, anche perché le istituzioni non hanno mai fatto un lavoro di far emergere alcune questioni, quindi l'invisibilità in questa regione è particolare. E lo dico perché una legge simile a quella che oggi proponiamo è già stata approvata in Toscana nel 2004, in Liguria nel 2009, in Sicilia nel 2015, in Piemonte nel 2016, in Umbria nel 2017, in Emilia-Romagna nel 2019, in Campania nel 2020 e in Puglia nel 2024. Quindi vuol dire che le istituzioni dove fanno un passo diverso probabilmente lasciano anche la possibilità di uscire dall'invisibilità. Ecco, io spero davvero che quanto abbiamo detto oggi possa davvero convincere questa regione invece a fare un passo, come altre hanno già fatto, e gli esiti si vedono, perché siamo andati a vedere che esiti ha avuto poi in queste regioni l'approvazione della legge, e esiti concreti ce ne sono. Quindi io penso che oggi dovremmo davvero chiederci se fare questo passo non sia solo semplicemente doveroso, ecco, e lo dico in particolare alla maggioranza che qui oggi ci governa. Lascio appunto la parola ai consiglieri che hanno sottoscritto la proposta e sono oggi presenti: Erika Baldin del Movimento 5 Stelle e Renzo Masolo di Europa Verde, come voi volete nell'ordine. Grazie. Buongiorno a tutti e a tutte. Ringrazio Elena per questo progetto di legge molto importante. Ringrazio tutte le persone che sono qui oggi, ma soprattutto tutte le persone che poi voi rappresentate, perché di persone stiamo parlando e tutti noi siamo persone con le nostre prerogative, con le nostre caratteristiche, con le nostre sensibilità, che devono essere valorizzate e sostenute, soprattutto anche per, diciamo, con questi tipi di interventi amministrativi che il mio gruppo Europa Verde sostiene fortemente, perché appena appunto abbiamo saputo di questa proposta, di questo progetto, abbiamo aderito, anche rispetto agli anni passati. Anche chi io adesso sostituisco, cioè Cristina Guarda, so che ha fatto diversi interventi anche proprio in collaborazione con la minoranza rispetto a questo importantissimo tema. Io spero che questo progetto vada avanti spedito e possa avere un grande sostegno da tutto il Consiglio regionale, perché ce n'è bisogno. Spero, e alcuni punti secondo me molto importanti, possa essere anche un'occasione per rilanciare ad esempio la rete Ready, che è all'interno degli articoli del progetto, perché è fondamentale continuare a insistere e non
quasi che col tempo alcune cose si sedimentino, ma che vengano riprese con ancora più entusiasmo. Spero, e alcuni punti che sono anche molto trasversali tra gli articoli, sono stati già citati, ma secondo me è importante sottolinearli, l'importanza fondamentale di supportare in un ambito scolastico un'importante formazione e informazione, perché è lì che ci sono anche dei momenti veramente di vulnerabilità e di rischio per alcuni soggetti di andare in una direzione o in un'altra direzione rispetto alla loro valorizzazione e alla loro tutela. E su questo è fondamentale appunto la comunità educante sia formata, e soprattutto anche in ambito sanitario. Anche in questo caso è fondamentale che il personale sanitario sia molto preparato, soprattutto in momenti di particolare debolezza di tutte le persone, che possono essere ancora di più rispetto a persone che possono già avere realtà di violenza o discriminazione. Per cui su questo è fondamentale. Concludo facendo, diciamo, una considerazione politica. Anche questo è stato detto, ma lo ribadisco, siamo in un momento siamo diciamo così, guidati da un governo che purtroppo tende molto a categorizzare, per cui a ridurre e impoverire al posto di favorire le pluralità e la ricchezza che la nostra società può disporre. Per cui io mi identifico non tanto in una categorizzazione di bianco e nero, ma faccio un appello perché tutti noi sentiamo dentro noi stessi proprio tutti i colori dell'iride e della bandiera arcobaleno, nel senso che faccio veramente un appello perché tutti, e soprattutto gli amministratori, possano favorire in ogni modo lo sviluppo, la coscienza, la crescita personale attraverso l'accettazione e valorizzazione di tutte le nostre diversità, che sono reali ricchezze della nostra società, per cui che non ci sentiamo bianchi e neri, ma che sentiamo dentro di noi tutti bandiera arcobaleno. Ecco. Grazie. E grazie. Grazie Renzo. Erika Baldin, Movimento 5 Stelle. Grazie Elena. Lasciatemi dire che mi dispiace che oggi ci siano solo 3 consiglieri regionali. Mi aspettavo qualcuno in più, mi aspettavo che magari anche qualcuno della maggioranza avesse il coraggio di manifestarsi, però d'altronde già era stato fatto un test forse più di un anno fa, quando avevo voluto portare all'attenzione dell'Aula una mozione per chiedere che la Regione del Veneto partecipasse, quindi si mettesse al fianco delle persone alle manifestazioni del Pride. Tra l'altro già alcuni sindaci, qualcuno l'avete giustamente citato voi, lo fa, si mette la fascia e partecipa alle manifestazioni. Quindi sarebbe stato un grande vanto, un grande onore anche della Regione Veneto partecipare anch'essa a questo tipo di manifestazioni, molto partecipate da gente del territorio del Veneto e non solo. In quell'occasione abbiamo sentito di tutto e di più. Io evito di riportare quello che abbiamo sentito da alcuni esponenti della maggioranza. Se volete potete ritrovare benissimo quelle parole nei vari articoli di giornale che si sono susseguiti dopo quella giornata. È evidente che quello era più che altro sapevamo insomma che non ci sarebbe stato un voto favorevole, ma non ci aspettavamo quel tipo di atteggiamento e quella bassezza culturale a cui abbiamo assistito. Era un test proprio, anche con quella finalità, avevo promosso la mozione, per testare il livello culturale a proposito di diritti civili delle persone. E diciamo che la Regione del Veneto purtroppo ha fallito, e ha fallito non soltanto in quell'occasione ma anche in altre. Giustamente Elena ricordava anche sul fine vita. Insomma, sono tutti temi che accomunano le varie forze politiche dell'opposizione a questa forza di centrodestra che ormai impera nella Regione del Veneto da decenni, quindi è evidente che un cambio culturale ad oggi è necessario. È necessario e indispensabile, direi, visti anche i numeri che giustamente
qualcuno, e lo ringrazio, ha citato di denunce che sono in aumento esponenziale nell'ultimo periodo, e questo ci rende molto tristi, ma ci fa anche capire che è assolutamente necessario investire di più e farlo anche con iniziative come questa di Elena, che ho sottoscritto grazie anche al collega Masolo. Purtroppo però sono iniziative che possono essere utili ma che non bastano di per sé, quindi è sempre necessario il supporto, l'aiuto di quella che in gergo si chiama società civile, anche se non è bello chiamarla così, associazioni, comitati, persone che, insomma, che si danno da fare per portare un miglioramento alla nostra regione e a tutti. E bisogna dire con estremo rammarico a volte che la società civile, appunto, e anche la magistratura, citerei, in molti casi è molto più avanti della politica, che rappresenta tutti, purtroppo, nessuno escluso, perché chi vince le elezioni poi governa, e bisogna tenere conto di questo, ovvero che in molti casi la politica è in ritardo rispetto al progresso, al futuro e ad alcune generazioni che stanno crescendo. Per fortuna ci sono i giovani che hanno una sensibilità diversa su questi temi e su molti altri, anche l'ambiente, non a caso, e per fortuna sono, diciamo, una luce fuori dal tunnel, diciamo, che ci illumina la via e che ci fa sperare in un futuro migliore per tutte, tutti, tutte. Grazie Erika. Vi ringrazio per appunto tutti questi contributi. Ringrazio anche Erika per aver ricordato che il progetto di legge è stato inviato a tutti i gruppi di maggioranza e di minoranza, di cui continueremo a chiedere la firma e la sottoscrizione, e speriamo anche che con il lavoro che voi potete fare sui territori ci siano altri che firmeranno, quindi speriamo davvero che accada. Ad oggi appunto i presenti sono quelli che hanno sottoscritto la proposta di legge. Quindi vi ringrazio, chiedo se ci sono delle domande in sala, dubito, credo di no, a guardare, ok? E quindi chiudo la conferenza stampa ancora ringraziandovi e promettendo di tenerci in contatto per spingere davvero che questa proposta di legge vada in commissione prima e poi all'interno del Consiglio regionale. Grazie davvero.